Con questa manovra aggiuntiva, che porta a 4 miliardi il totale dei tagli nei versamenti ai comuni, non potremo offrire servizi minimi ai cittadini e i bilanci diverranno ingestibili. A parlare così è Pier Antonio Tomasi, sindaco di Marcon, vicepresidente dell'ANCI del Veneto. Dovremo tagliare il sociale e l'istruzione, ha continuato Tomasi, e questo, sommato agli ulteriori tagli ai versamenti alle regioni, si riverbererà sui cittadini che dovranno pagare di tasca loro questi servizi se vorranno averli. Per questo motivo i sindaci del Veneto si incontreranno la prossima settimana per fare il punto sulle iniziative da prendere. L'incontro già fissato poi per il 14 settembre a Venezia potrebbe diventare una manifestazione dei primi cittadini del nord-est. L'ANCI, ha aggiunto Tomasi, cercherà di presentare delle controproposte, ma l'impressione è che sarà difficile farsi ascoltare. Un primo commento alla manovra arriva dalla CGIA di Mestre. Avevano sbagliato i conti l'altra volta. Abbiamo un sospetto di sì, nel senso che con la manovra di luglio ci hanno detto che ci vogliono 48 miliardi di manovra per azzerare, diciamo, il pareggio di bilancio nel 2014, poi ci hanno detto l'anticipiamo perché l'Europa ce lo chiede e da ieri sera ci ritroviamo con altri 45 miliardi di manovra bis. Per Paolo Zabeo tutto questo porterà la pressione fiscale al 45%, record a livello europeo. Anche l'addizionale IRPEF sui redditi sopra i 90.000 euro è più un provvedimento di facciata che realmente utile. Nel Comune di Venezia noi abbiamo stimato sono circa 4.000 contribuenti che superano la soglia dei 90.000 euro. La critica è sull'assenza delle misure anti-evasione. Si combatte ancora una volta e si va a pescare i soldi in tasca di chi è conosciuto al fisco, quindi praticamente di contribuenti che sono conosciuti. Poco si fa o nulla anche con questa manovra correttiva nei confronti degli evasori totali.